Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a casa tua, la rubrica web del circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Continuano infatti gli appuntamenti di presentazione e di approfondimento degli spettacoli che vedremo in scena nei teatri del circuito. Quindi do subito il benvenuto all'ospite di questa sera che vedremo presto a Talmassons. Benvenuto a Piero Sidoti. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accolto il nostro invito e Amore fino a prova contraria è il tuo nuovo spettacolo che vedremo sabato 14 maggio alle ore 20:45 all'Auditorium Comunale di Talmassons. È una fiaba, tu dici evocata, suonata e cantata. Ce la puoi presentare? Sì, allora questa è una fiaba dove io sono in scena con la mia voce e la chitarra, appunto come i vecchi cantastorie. È una fiaba che parla, mi sono accorto di aver scritto una fiaba, diciamo, non volevo assolutamente scrivere un qualche cosa di politico, di sociale, mi sono accorto di aver scritto la cosa invece più politica e più sociale perché è una fiaba che parla di eliminare la paura e direi che in questo momento la paura è la costante proprio, è il trend union e il comune denominatore di tutto quello che sta succedendo, no? E diciamo che questa fiaba parla di due bambini che si recano in un posto, in un giardino pubblico dove c'è una persona che si chiama Beppe il Matto, che fa sempre, canta, suona, racconta, e nei suoi racconti un po' deliranti, appunto, narra di questo mondo fantastico dove si raggiunge, appunto, c'è un posto dove non esiste la paura. Perché la paura, appunto, in questo mondo genera anche la forza di gravità e tutte le cose che caratterizzano, diciamo, il nostro mondo. Oltre che la forza di gravità genera anche il trascorrere inesorabile del tempo, poi genera anche vari mostri, varie situazioni disagevoli, diciamo. I bambini appunto entrano dentro questo passaggio segreto, prendono questo vicolo dietro la panchina di questo misterioso personaggio e iniziano questo viaggio che poi andrà in vari posti. Sostanzialmente è un viaggio dentro noi stessi, è un po' prendere contatto con, diciamo, la nostra parte più intima, diciamo due viaggiatori interni nel nostro mondo interiore. Quindi diciamo che è una fiaba, ma è anche un po' una meditazione di gruppo, diciamo così, una sorta di percorso interiore, e appunto prendere contatto con con la parte più intima di noi, consentirà a questi bambini di avere le lenti per rivedere un po' il mondo sotto un'altra prospettiva. Loro appunto avranno l'aspettativa di aver risolto tutto, dopo che saranno andati sulla Luna, saranno successe molte cose, avranno trovato parecchi personaggi. Così non sarà, però ovviamente, essendo una fiaba, poi la fine sarà, si spera, piacevole, ecco, insomma. Certo. E i 2 protagonisti bambini si chiamano Sasso e Corda, sono 2 nomi curiosi. Sì, sì, sono Come due nomi. Come? appunto, com'è nata quest'idea? Come mai si chiamano Sasso e Corda? Ma si chiamano sasso e corda perché perché per me vuole dire molto questo. Però insomma sono due nomi fantasiosi, no? Sasso e corda il sasso e la corda si legano, la corda può legare il sasso e così. Però sono nati abbastanza per caso, però fanno parte, insomma, diciamo, del mio vissuto, ecco. Sì, di parte diciamo di ciò che ti permette senti il bisogno di raccontare, perché appunto Amore fino a prova contraria è anche il titolo del tuo album che esce proprio sabato, quindi lo stesso giorno del debutto dello spettacolo, e chi verrà a teatro avrà anche la possibilità di ascoltare le tracce dal vivo. Esattamente, sì, le canzoni, diciamo, che si intersecano, che fanno da eco a tutta la storia che racconto, sono parte integrante dello spettacolo e sono
perfettamente in linea con questa storia, appunto, tutte le canzoni del disco. Amore fino a prova contraria, appunto, è anche, diciamo, ho visto che avete messo la copertina, appunto, del disco, dove c'è il David di Michelangelo da una parte, e in una parte David di Michelangelo, nell'altra metà ci sono io. Appunto c'è l'amore ideale, che è appunto rappresentato dal David di Michelangelo, e l'altra parte rappresentata da me, che è la parte, diciamo, decadente, no? Dell'amore, che è la parte decadente, no, la parte umana, diciamo, no? E anche un po' la prova contraria, forse. E infatti tutto il disco ha delle tracce che parlano di amori imperfetti, ma diciamo amori molto umane. Sono storie d'amore, storie di sentimenti, storie di emozioni, che riguardano appunto la nostra sfera più intima, così. Ho scritto questo disco che parla di canzoni d'amore perché a 50 anni ho pensato che era giusto anche provare a fare la cosa più difficile per un cantautore, che è quello di scrivere delle canzoni che trattano il tema dell'amore, che è il più inflazionato di tutti e anche il più percorso male, ecco, insomma, è il più rischioso, diciamo, come tema. Beh, sicuramente perché è un tema vicino a chi ascolta e in questo caso in chi si trova a teatro. Quindi, appunto, Amore fino a prova contraria ha la dimensione della fiaba, ha la dimensione della musica, quindi è un percorso che vuole coinvolgere, in un certo senso, abbracciare il pubblico e portarlo insieme a te in questo viaggio. Sì, assolutamente. Sì, vuole abbracciare e portarlo in questo viaggio e fare questo viaggio assieme, appunto, cioè, perché, appunto, dicevo, il percorso di questi bambini, che poi sono i bambini che sono dietro di noi, è un po' il prendere consapevolezza con le nostre parti più anche sbagliate, se vogliamo. Il fatto di prendere consapevolezza con le parti più sbagliate, accettarle, quindi trasformarle, ci consente di andare avanti e di fare brillare ogni parte nostra, no? Anche nella copertina c'è un po' questo, cioè questa contrapposizione fra l'ideale e il decadente, no? Questa copertina, che è fatta peraltro dalla fotografa Rebecca Serafini, che secondo me sintetizza molto bene questa dicotomia, ecco, così, Sì, questo anche stimolo nella ricerca. E se qualcuna che ci sta ascoltando è incuriosito anche dal punto di vista della musica, della poetica, abbiamo qualcosa da far ascoltare e vedere, quindi ascoltiamo Cosmico di Piero Sidoti. Ascoltiamo Cosmico. Ricordo molto bene 6 agosto dell'anno 6 miliardi avanti Cristo. Si stava per formare la terra e tu decisamente eri già la più bella. Ricordo molto bene l'anno 0, quando ti ho vista e mi guardavi strano e mi dicevi eppure t'ho già visto, poi è finita coi ti amo non ti amo. Correva l'anno 4100, con gli ologrammi andavo sulla luna. Mi hai detto guarda che non scendo, io non faccio gli atterraggi di fortuna. Ti ho vista che era un 7 di dicembre e anche durante la rivoluzione. Ricordo che 2 palle che mi hai fatto sul valore, l'ideale dell'azione. È come un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che trovo io. Ti dico un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che provo io. Un giorno di preistoria che pioveva, mi hai dato un legno in mano e hai detto spreca, e poi si è acceso il fuoco e hai detto evviva, come non ci abbiamo pensato prima. 86 milioni d'anni prima eri a cavallo di un tirannosauro. Mi hai detto amore non aver paura, fa le feste ma non è cattiva. Ricordo che era il 15-18, mi avevano ferito e catturato. Al fronte tu facevi l'infermiera di nascosto, hai detto scappa ora. Ricordo la paura che ho provato, ricordo allora come fosse ora. Scappavo ma cantavo mai salvato, certo noi ci rivedremo ancora.
È come un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che provo io. Ti dico un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che provo io. Mio amore, mio amore, mio amore, mio amore, mio amore mio. Mio amore, mio amore, mio amore, mio amore, mio amore mio. Ed eccoci, siamo di nuovo qui e non vogliamo svelare troppo al pubblico su dove, come, diciamo, Cosmico si rilega con Amore fino a prova contraria, però possiamo, diciamo, fare i complimenti per questo videoclip che ci porta alla scoperta anche della street art insieme alla tua musica. Sì, questo videoclip l'abbiamo fatto a Gemona. L'abbiamo fatto a Gemona, dove appunto c'è questo festival che si chiama, dove hanno tenuto per tanti anni questo festival che si chiama Elementi Sotterranei, e dove si sono recati tutti i più grossi artisti del mondo appunto di quest'arte, e ci sono delle cose meravigliose, no? E tanti so che non le conoscono, quando vedono questo video dicono: ma dove avete fatto queste riprese, no? Queste riprese che sono state fatte, appunto, il video di Rebecca Serafini e poi le ottimizzazioni, diciamo, grafiche sono state fatte da Fabrizio Cenci. È stato una piacevolissima scoperta, appunto, perché io stesso non sapevo che c'erano tutte queste meravigliose opere che poi sono proprio dei quadri. Certo, a proposito appunto del viaggio e della scoperta anche vicino casa, diciamo dentro di noi o questo vicino? Beh, certamente poi hanno questa vitalità, no? Questo colore così acceso che si sposano appunto con il senso di questa canzone, anche che poi è un viaggio in tutti i tempi, e sono queste due entità che insomma si sono sempre cercate, si incontrano, si scontrano, ma sostanzialmente si cercano in tutte, dall'anno 6 miliardi avanti Cristo fino a un futuro lontanissimo, diciamo. Dopo, dove nella storia ovviamente questo accade, tu mi dici di non svelare questo, ma comunque è sempre in questo viaggio fantastico di questi due bambini che si troveranno in questo posto magico, privo di gravità, dove si vola e si gioca con il tempo, dove potranno anche fare questa conoscenza appunto delle loro vite precedenti e così. E future. Appunto, ti abbiamo sentito cantare, quindi cantautore, uomo di teatro, ma tu sei anche professore nella vita. E come coniughi queste tre anime? Diciamo che hanno un comune denominatore tutte quante. Sono professore di matematica, quindi dico spesso comune denominatore, mi sto rendendo conto. È la seconda volta che lo dico adesso. No, comunque hanno appunto tutti questi mestieri, questi due mestieri, diciamo, hanno in comune il fatto di creare degli eventi unici, nel senso che sia fare una lezione con i ragazzi, sia andare sul palco, c'è comunque una comunione, c'è un contatto empatico con le persone, e ogni lezione, per quanto si possa pensare, comunque è un evento irripetibile, come andare su un palco. Cioè, nel senso, uno parla con gli alunni, io parlo del, appunto, minimo comune denominatore, se vogliamo, delle potenze, o in scienze, non so, del DNA, ma alla fine quello che ci si comunica è una cosa emotiva, l'informazione è comunque un atto d'amore, no? Anche quello. E la stessa cosa avviene anche su un palco, alla fine. E quindi sono molto simili come mestieri. Io penso di avere la fortuna di fare tra i mestieri più belli che siano stati inventati, ecco, perché magari potrebbero inventarne uno ancora più bello, però secondo me sia insegnare e sia avere un contatto e sia andare a fare uno spettacolo, appunto, avere un contatto ancora più emotivo, più intenso, diciamo, il momento del palcoscenico,
Son 2 cose bellissime. E abbiamo visto un'immagine appunto passare a proposito di palcoscenico e di relazione con il pubblico, che ci riporta, diciamo, al tuo rapporto con il circuito. Ti abbiamo incontrato spesso sui palcoscenici dell'ERT, ricordiamo alcuni spettacoli come Gente in attesa, Particelle, Non c'è più acqua fresca, Con tempo sai, spesso appunto insieme a Giuseppe Battiston. Ci racconti questo sodalizio artistico e il tuo rapporto con i nostri teatri del Friuli Venezia Giulia? Sì, il sodalizio artistico con Giuseppe Battiston o con l'ERT? Perché con l'ERT, allora il sodalizio artistico con l'ERT appunto continua anche con appunto Amore fino a prova contraria. Con Giuseppe ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto tantissimi spettacoli assieme ed sono sempre state delle esperienze meravigliose, ovviamente molto arricchenti e bellissime. Poi inoltre ho visto che c'era anche Massimo Cotto, anche uno spettacolo con Massimo Cotto portato all'ERT che appunto percorreva tutta la storia della canzone d'autore da Genova a Parigi, tutti i cantautori più famosi. E con Giuseppe Battiston avevo fatto sia il precario e il professore, che appunto erano queste 2 figure, io ero il precario, lui il professore, abbiamo fatto, e poi anche Pasolini, appunto, sto vedendo le foto. Sono state delle esperienze bellissime. Io più che altro spenderei delle parole per l'ERT, perché adesso non è piaggeria, ma penso veramente che una realtà del genere sia fondamentale, nel senso che la cultura è proprio questo, no? È riuscire a portare le persone nel territorio e portarle a teatro, ad esempio. Poi i nomi fanno relativamente, soprattutto in questo periodo dove Netflix ha invaso ormai qualsiasi casa. Cioè, quello che fa veramente la vera differenza è l'organizzazione di un circuito, è un lavoro sul territorio, è riuscire a portare le persone così, è una fidelizzazione fra l'utenza appunto e la proposta. E questa la fa veramente la struttura, più che non l'evento singolo. Quindi io dico che la cultura vera la si fa appunto nel lavoro sul territorio, quindi un ente così è fondamentale. Speriamo che sia sempre più sostenuto e sempre più che venga sempre capito a livello politico l'importanza di questa cosa. Al momento, appunto, lo ricordiamo per chi ci ascolta, sono 28 i teatri che fanno parte del circuito ERT e lo spettacolo Amore fino a prova contraria è inserito nella stagione di Talmassons, che si concluderà poi il 21 di maggio con il Teatri Stabile Furlan. Quindi anche in primavera, insomma, tante stagioni sono ormai concluse, ma ci sono ancora occasioni e opportunità per andare a teatro. Una tra queste è appunto proprio lo spettacolo di Piero Sidoti, nostro ospite di oggi, che ringraziamo. Quindi appunto, grazie Piero, sia da parte appunto dell'ERT, sia appunto da parte del pubblico. E ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Amore fino a prova contraria, sabato 14 maggio alle 20:45 all'Auditorium Comunale di Talmassons. Quindi grazie a tutte e a tutte per averci seguito, e anche il Teatro a Casa Tua torna nelle prossime settimane. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi.